vittime della strada in poche ore in Veneto. Nel Vicentino un ciclista di 62 anni travolto da un furgone nel tentativo di evitare un'auto. Nel Trevigiano pedone 61enne investito mentre attraversa la Ponte Bana. È stato identificato dai carabinieri il presunto autore dell'accoltellamento di ieri sera a Mareno di Piave, un minorenne ad aver aggredito alle spalle un 58enne uscito in passeggiata con il cane. Giuliano De Seta, lo studente 18enne morto a Noventa, aveva già lavorato quest'estate nell'azienda in cui si è verificato il tragico incidente. Mercoledì manifestazione a Venezia contro l'alternanza scuola-lavoro. Dal palco di Pontida il presidente del Veneto Zaia ha rilanciato l'autonomia. Vale la messa in discussione di un governo. Le rassicurazioni degli alleati, siamo noi, l'ultima spiaggia. Nelle Marche messe in ginocchio dalle esondazioni, aiuti da tutta Italia. La Protezione Civile del Veneto partita su richiesta della vicentina di Rosà Elena Campagnolo, che a Senigallia è assessore all'ambiente. Caro energia e attività che chiudono, continua la moria dei negozi costretti ad abbassare le serrande perché non riescono a pagare le bollette. Il caso di una pasticceria di Casal Serugo a cui hanno staccato l'elettricità. Alle televisioni del gruppo Media Nord-Est è andato il premio Piave d'Argento per l'attività svolta per l'informazione e la promozione della montagna bellunese. La cerimonia a Cortina d'Ampezzo. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Questi dunque i titoli della nostra edizione, ma apriamo mostrandovi subito il sondaggio di questa sera che ritorna sulla tragedia in fabbrica con la morte del 18enne durante uno stage per l'alternanza scuola-lavoro. Quello che vi chiediamo è 18enne morto, abolire gli stage. Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 26 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 16 26 690. La chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga correttamente registrata. L'esito questa sera nel corso di Ring a partire dalle 21:15 e torneremo nel corso del nostro telegiornale a parlare della tragedia di Noventa di Piave. Ma c'è sempre la cronaca in primo piano con ancora sangue sulle strade del Veneto. Partiamo dal Vicentino a Caltrano, dove a perdere la vita è stato un ciclista residente a Schio. Caltrano, un drammatico scontro frontale tra una bici e un furgone è costata la vita ad un pensionato di 62 anni, originario di Sarcedo e residente a Schio. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata in via Roma, in direzione del centro cittadino. L'uomo in sella alla sua bicicletta seguiva un'auto percorrendo via Venezia. La vettura in prossimità di una strettoia si sarebbe fermata, mentre il ciclista l'avrebbe superata, mentre in senso opposto proveniva un furgone. Il conducente però non è riuscito ad evitare l'impatto. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri sopraggiunto dopo i soccorsi del SUEM 118. Sulla zona dell'impatto non ci sono telecamere. L'autorità giudiziaria ha disposto il recupero della salma per l'affidamento ai familiari ed è stata trasportata all'ospedale di Sant'Orso. Il furgone è stato posto sotto sequestro. Ed ennesimo incidente stradale anche nella Marca trevigiana, tragedia che si è consumata nel pomeriggio a Spresiano. Si tratta dell'8ª vittima da inizio di settembre per la provincia di Treviso. Il drammatico sinistro è avvenuto lungo la Ponte Bana in via Dante Alighieri. Per cause ancora in fase di accertamento, un Alfa Romeo che viaggiava in direzione Treviso, condotta da un 78enne bellunese, ha travolto un uomo che stava attraversando la strada all'altezza di un attraversamento pedonale. La vittima è Antonello Ungalli, 61 anni, residente a Spresiano. Sul posto sono immediatamente arrivati gli uomini del SUEM, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Rilievi sono nelle mani ora dei carabinieri della compagnia di Treviso con 3 pattuglie giunte sul posto. La circolazione è rimasta bloccata per permettere i soccorsi ed è stata ripristinata circa mezz'ora fa. Ed è stato fermato e identificato dai carabinieri nella tarda mattinata di oggi il presunto autore dell'accoltellamento accaduto nella serata di ieri. Restiamo nel Trevigiano, a Mareno di Piave. Si tratta di un minorenne che avrebbe infierito su un 58enne uscito in passeggiata con il cane. I
Il citofono chiuso ai cronisti racconta il dramma che sta vivendo una famiglia di Mareno di Piave. Il marito, un 58enne, si trova ricoverato al Cafoncello dopo essere stato accoltellato ieri sera alla schiena mentre era seduto su questa panchina all'ombra del campanile della parrocchiale. Autore del gesto sarebbe un congiunto minorenne che poi si è dato alla fuga e solo nella mattinata di oggi è stato individuato e fermato dai carabinieri. Movente dell'aggressione pare solo futili motivi. Tutto si sarebbe svolto in una decina di minuti, poco dopo le 18 di domenica. L'uomo pare al termine di un alterco col minorenne sarebbe uscito per una passeggiata col cane, forse nel tentativo di calmare le acque. Una volta a ridosso della chiesa si sarebbe seduto su questa panchina, dando le spalle al giovane che nel frattempo avrebbe seguito il 58enne con in mano un coltello da cucina con il quale l'avrebbe pugnalato alla schiena. Un solo colpo inferto per poi fuggire tra i campi, lasciando la vittima a terra, subito soccorsa da alcuni passanti che hanno assistito sbalorditi alla scena. Tra loro anche un fotografo dilettante che avrebbe scattato l'intera sequenza, subito raccolta dai carabinieri giunti immediatamente sul posto al seguito dell'ambulanza. Il 58enne è stato ricoverato prima a Conegliano e poi a Cafoncello, dove si trova attualmente in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Per tutta la notte e la mattinata di oggi è proseguita la ricerca da parte dei carabinieri del minore autore del gesto, individuato e fermato poco prima di mezzogiorno, un fatto che ha scosso profondamente la comunità di Mareno. Mi sento di dire che è una vicenda molto delicata, alla quale come comunità intera stiamo molto vicini alla famiglia dell'aggredito. Per voi comunque è una cosa straordinaria questa? Assolutamente sì, posso tranquillizzare sul fatto che la comunità di Mareno di Piave è una comunità molto coesa e molto tranquilla, nella quale eventi come questi sono assolutamente straordinari. Potrebbero tenersi già entro la fine della settimana i funerali di Giuliano De Seta, lo studente di 18 anni di Ceggia morto venerdì scorso in fabbrica durante uno stage. Mercoledì 21 a Venezia, manifestazione degli studenti contro l'alternanza scuola-lavoro. È iniziato il tam tam per la grande mobilitazione contro le stragi sul lavoro e contro l'alternanza scuola-lavoro. Appuntamento dopodomani in campo San Geremia. Per ricordare Giuliano De Seta con tutti gli studenti del Veneto che si sono dati appuntamento per Venezia. Per quale data a Giollo? Mercoledì nel tardo pomeriggio alle 18. Ancora da definirsi la data dei funerali di Giuliano De Seta, la cui salma, ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, potrebbe tuttavia essere riconsegnata ai familiari entro la fine di questa settimana, data in cui malcondizionale ed obbligo potrebbero essere celebrati pure i funerali. 18 anni compiuti da poco di Ceggia, Giuliano è morto venerdì scorso a Noventa di Piave durante lo stage. La mobilitazione studentesca di dopodomani anticipa quella nazionale prevista per fine mese corrente, entrambe con la presenza dei sindacati confederali. È chiaro che non ci possono più essere morti, tanto più di giovani che dovrebbero essere a scuola o a far formazione e non a morire sui luoghi di lavoro. Nel frattempo, sospesi tutti gli stage in atto al Da Vinci di Portogruaro, istituto tecnico dove Giuliano De Seta era iscritto al 5° anno. La decisione da parte della dirigente scolastica Anna Maria Zago, docente ancora sotto shock, come del resto tutta la nazione intera. Per noi è una tragedia per la famiglia e per noi come scuola la tragedia, la scomparsa. Giuliano che parole possiamo trovare, che parole si possono dire di fronte alla morte di un ragazzo di 18 anni. E Giuliano aveva già lavorato quest'estate nell'azienda in cui si è verificato il tragico incidente. I titolari sono andati ieri ad incontrare i genitori del giovane ragazzo. Giuliano si era sempre dimostrato responsabile, non si era mai esposto da solo inavvertitamente a pericoli. A dirlo i titolari stessi della BC Service di Noventa di Piave, dove venerdì scorso ha perso la vita lo studente 18enne Giuliano De Seta. Lo ha riferito l'avvocato della famiglia Luca Sprezzola, facendo sapere inoltre che già questa estate il ragazzo aveva lavorato nell'azienda dove si è verificato l'infortunio mortale. Hanno detto che non è mai stato il responsabile.
per il periodo in cui hanno avuto occasione di conoscerlo loro, vale a dire un periodo precedente a questo breve stage che era iniziato da poco, nel mese di agosto e luglio, quando lui ha lavorato presso la BC Service con un regolare contratto di apprendistato. Ma apprendistato e alternanza scuola-lavoro, sottolinea il legale, sono circostanze completamente diverse. Ci sono modalità normative totalmente differenti. Nello stage lui ha l'obbligo di essere stato affiancato ed è oggetto di indagini da parte della magistratura. I titolari della BC Service hanno fatto visita ai genitori di Giuliano a Ceggia. Si sono presentati i titolari della BC Service ieri primo pomeriggio a casa dei familiari di Giuliano per rendere le loro condoglianze e scusarsi per l'accaduto e manifestare il dispiacere per un evento così tragico. Le scuse sono state accettate ed ha fatto piacere riceverle, fermo restando che le indagini devono proseguire e la famiglia è ferma nel voler sapere qual è stata la dinamica dell'incidente, di chi sono le responsabilità e cosa è successo al loro figlio. Scuse, sottolinea l'avvocato, che non costituiscono né una ammissione di colpa da parte dei titolari dell'azienda né una presa d'atto di responsabilità da parte della famiglia. Le indagini devono fare il proprio corso. Nel momento in cui sono resi pubblici gli indagati si procederà con un regolare e giusto processo. Accuse in questo momento lungi dal farle nessuno, né il sottoscritto né la famiglia. La Procura di Venezia disporrà entro un paio di giorni l'autopsia sul corpo dello studente. La famiglia nominerà un perito di parte affinché vi partecipi ed è pronta a chiedere al PM tutti gli approfondimenti del caso per arrivare a chiarire la dinamica dell'incidente in cui è morto Giuliano. Evacuazione questa mattina all'istituto Barbarigo di Mestre per paura di intossicazione da esalazioni sul posto. I vigili del fuoco. Attimi di panico questa mattina tra gli studenti del Barbarigo di via Muratori a Mestre, dove si trova anche il liceo Stefanini, evacuati perché alcuni alunni al rientro in classe dalla ricreazione verso le 10 hanno iniziato ad avvertire bruciori alla gola e agli occhi e ad accusare malesseri. A quel punto la decisione di far uscire 250 ragazzi dei due istituti, allertando i vigili del fuoco e i soccorsi del SUEM. Inizialmente si era temuta una fuga di gas, poi smentita dalle opportune verifiche, mentre le condizioni di salute degli studenti miglioravano senza rendere necessario il trasferimento al pronto soccorso per temuta intossicazione, come si era pensato all'inizio. In base alle prime ispezioni è probabile che i malesseri siano stati causati dalle esalazioni di vernice provenienti da un campo da basket nelle vicinanze, che era in fase di riverniciatura. Anche su questo sono comunque in corso approfondimenti, visto che secondo le schede tecniche del prodotto utilizzato non ci sarebbero problemi per le vie respiratorie. Dopo l'evacuazione l'allarme è rientrato. Siamo alla politica perché ieri dal palco di Pontida il presidente del Veneto Zaia ha rilanciato l'autonomia. Vale la messa in discussione, ha detto, di un governo. Sono arrivate rassicurazioni da parte degli alleati che dicono siamo noi l'ultima spiaggia. L'autonomia vale anche la messa in discussione di un governo, ha scandito Luca Zaia dal palco di Pontida, srotolando accanto a diversi militanti la bandiera con il leone di San Marco, una frase che di fatto apre l'ultima settimana di campagna elettorale e che sembra più rivolta agli alleati del centrodestra, Fratelli d'Italia in primis, che agli avversari, ma dal coordinatore regionale del partito meloniano arrivano parole nette: la lealtà sarà massima. Noi siamo gli unici che non hanno ancora provato di non essere a favore dell'autonomia, perché la Lega è stata al governo con tutti i partiti tranne noi e l'autonomia non l'ha portata a casa. Noi siamo l'ultima spiaggia per l'autonomia e questo va ribadito. Noi siamo l'unica garanzia di poter fare l'autonomia. Dopodiché Zaia si riferiva probabilmente al fatto che prima dobbiamo vincere le elezioni, poi dobbiamo farlo il governo e dopodiché semmai dobbiamo essere critici nei confronti del governo. Ma io non venderei la pelle dell'orso prima di averlo preso. Un impegno, quello di De Carlo, che sembra bastare a Gianangelo Boff, commissario provinciale del Carroccio. Il centrodestra sembra così serrare le file della coalizione alle porte del voto su uno dei temi più incandescenti, almeno in Veneto. Nell'accordo di centrodestra c'è l'autonomia, tra l'altro il documento sull'autonomia è un documento redatto anche dai nostri governatori Zaia e Fontana, proprio a garanzia del fatto che venissero rispettati quelli che erano i principi, e quell'accordo è stato sottoscritto da Meloni e anche da Berlusconi e anche da Brugnaro come
parte di centro e quindi voglio dire non vedo quale sia il problema. A 4 giorni dall'alluvione e dalle esondazioni che hanno messo in ginocchio le Marche, provocando 11 vittime, stanno arrivando aiuti da tutta Italia. Già si sono mossi gli alpini, sono in arrivo anche i volontari della Protezione Civile del Veneto, partiti su richiesta della vicentina di Rosà Elena Campagnolo, che a Senigallia è assessore all'ambiente. Dalle 7 province del Veneto è in partenza una squadra di una cinquantina di volontari della Protezione Civile regionale per portare aiuto diretto nella città di Senigallia. Sì, li abbiamo chiamati noi ieri sera, devo dire, insomma si sono attivati immediatamente e penso che saranno qui in serata se non domani mattina. Ogni squadra ha in dotazione un mezzo ribaltabile, un modulo antincendio boschivo per ripulire il fango, le attrezzature necessarie per rimuovere alberi o vecchi elettrodomestici andati persi nella piena dei fiumi. La vicentina Elena Campagnolo, assessore a Senigallia, così descrive la situazione della città a 4 giorni dal disastro. Purtroppo è abbastanza devastata ancora la città. Abbiamo adesso il problema che stiamo facendo diversi svuotamenti, ma abbiamo un problema fognario. Oltre ai danni materiali ci sono le difficoltà contingenti per gli sfollati. Si parla di circa 10.000 persone che sono sistemate tra alberghi, parenti. Per fortuna tante di queste persone hanno magari un appoggio da qualche amico, da qualche parente, quindi stiamo gestendo una piccola parte di popolazione. Il comune di Senigallia sta per attivare un IBAN per eventuali donazioni dirette, mentre resta l'incognita per il flusso regolare del fiume Misa. Abbiamo l'argine rotto in diversi punti, di conseguenza speriamo che il tempo non cambi, ecco, al momento. Caro energia e attività che chiudono, continua la moria dei negozi costretti ad abbassare le saracinesche perché non riescono a pagare le bollette. Sono stata obbligata a chiudere perché mi hanno tagliato la luce. Per Stella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso appeso fuori dalla sua pasticceria. Questo cartello: governo, ci avete fatto morire con i vostri aumenti, e ha chiuso la sua attività aperta 3 anni fa a Casal Serugo. Si riusciva a pagare a rate, ma tutte le bollette che sono arrivate su un colpo, anche alte, iniziando dal mese di maggio, che hanno iniziato a arrivare da 1.700 a 1.500 e sempre siamo riusciti a pagare solo metà perché si accumulavano troppo e dobbiamo pagare anche i dipendenti. I fornitori non si riusciva. Le bollette triplicate, l'aumento dei prezzi delle materie prime essenziali per la pasticceria come burro, latte, olio e farina, impossibile riuscire a pagare tutto. Tutto è aumentato, 50% in più, anche di più, sulle materie prime. Lei però non accettava di far pagare di più i suoi clienti, insomma non si poteva portare non ci riusciamo, metti 10 centesimi in più, 20, ma non di più, perché io sempre mi mettevo da parte anche dei clienti, quelli che entravano per la porta, perché se anche io se devo andare su una pasticceria che mi fanno pagare 3 euro al cornetto, anche no, chi può se lo permette, che no non se lo permette. Stella non ha voluto aumentare troppo i prezzi dei suoi prodotti per sostenere la clientela, ma alla fine le bollette più salate erano impossibili da pagare. Al rientro da una settimana di chiusura d'agosto ha trovato la luce staccata e questo ha decretato la fine per il suo negozio. Siamo passati anche periodi Covid, siamo stati bravi con i dipendenti, anche i fornitori ci hanno sostenuto, anche la famiglia e tutto, e le bollette troppo alte ci hanno messi giù. E da qui la decisione di chiudere, quindi sembra proprio forzata. Forzata, perché aprire i frighi, vedere tutti gli impasti da buttare via, impasti, le creme, torte, perché abbiamo dei frighi negativi dove si mette tutti i preparati che prepariamo in anticipo, abbiamo buttato via tutto. E adesso cosa farà? Non lo so. Sto troppo male, prima cosa devo pensare a vendere la materia, i banconi, vendere tutti i macchinari e saldare i dipendenti, i fornitori e poi con le banche. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.
Eccoci in diretta, guardate queste immagini, si tratta di Padova immortalata dallo spazio da una fotografa d'eccezione, si tratta infatti di Samantha Cristoforetti, prima donna europea, capo della stazione spaziale internazionale della missione Minerva, che ha scattato una foto appunto della città di Padova vista dallo spazio durante un passaggio notturno sul nord-est d'Italia. Alle televisioni del gruppo Media Nord-Est, in particolare all'ingegner Giovanni Iannacopoulos e la trasmissione La Zanzega, il premio Piave d'Argento per l'attività svolta per l'informazione e la promozione della montagna bellunese. La cerimonia si è svolta sabato a Cortina d'Ampezzo. Dopo Longarone e Pedavena, la cerimonia del premio Piave d'Argento quest'anno ha fatto tappa a Cortina d'Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, rappresentate e sostenute assieme al bacino del fiume Piave attraverso programmi di informazione e intrattenimento televisivi e radiofonici. La terza edizione del premio ha assegnato una menzione speciale a Giovanni Iannacopoulos, fondatore di Rete Veneta, per la determinazione e l'impegno di tutte le emittenti del gruppo Media Nord-Est a valorizzare le peculiarità del territorio montano e dell'asta del fiume sacro La Patria. L'anno scorso abbiamo premiato Rai del Veneto, quest'anno di aver premiato il gruppo Media Nord-Est nella figura del suo fondatore e creatore Giovanni Iannacopoulos. Sul podio il giornalista Massimiliano Ossini per il programma Linea Bianca, Dario Vergassola, che ha descritto le Dolomiti bellunesi con ironia e sagacia nella trasmissione Sei in un mondo meraviglioso, in onda su Sky Arte, e Daniele Marcassa, autore e conduttore della fortunata trasmissione La Zanzega, in onda su Antenna 3. Tutto questo è accaduto grazie ad Antenna 3, grazie al gruppo editoriale che mi ha appoggiato in questi anni e che ha permesso che un piccolo programma abbia ottenuto risultati davvero così importanti e ha permesso a tanta gente del Triveneto di conoscere paesi, culture che sicuramente altrimenti non avrebbe mai avuto modo di approfondire. Voluto dall'Associazione Casa d'Europa Dolomiti e dal suo primo presidente, il compianto Massimiliano Pachner, il premio è nato in piena pandemia e pur tuttavia ha riscosso crescente successo grazie all'impegno degli associati e al supporto delle istituzioni, degli enti locali e delle imprese del territorio. Un territorio fragile, quello della montagna, che rischia di essere abbandonato. C'è uno spopolamento che è molto grave, ancora non ci sono iniziative o interventi dello Stato e degli altri enti per fermare questo spopolamento e quindi c'è il rischio di lasciare una montagna bellissima, Dolomiti bellissime, senza abitanti. Questo non è una cosa fasulla, ma da qua a altri 100 anni potrebbe accadere anche questo. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 in diretta con Ring su Antenna 3, ospiti Anna Sozza del Partito Democratico, Alberto Baban di Azione Italia Viva, la senatrice Barbara Guidolin del Movimento 5 Stelle, Roberto Marcato della Lega e il collega del Corriere del Veneto Marco Bonet. Appuntamento dunque alle 21:15 su Antenna 3 con Ring. È davvero tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per l'attenzione e buona serata. Bentrovati al meteo. Bel tempo grazie alla presenza dell'alta pressione delle Azzorre, clima tipicamente di inizio autunno perché sull'Italia si fanno sentire gli effetti delle correnti di aria fredda in scorrimento sui Balcani. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 20 settembre sarà soleggiata, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche maggiore annuvolamento in corrispondenza delle Dolomiti, ma in genere senza piogge associate. Temperature in lieve calo, minime tra 9 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino cielo sereno con bora moderata sulla costa. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso con qualche maggiore annuvolamento proprio sui monti. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui tanto sole con della nuvolosità irregolare, specie sulla parte nord-orientale del territorio.
Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.